Con Gianfranco Matteoli, il nuovo coordinatore tecnico della Nazionale Sarda, qui a Serramanna, ha presentata la nuova selezione Under 16, Matteoli, giovani sardi, un binomio, no, che continua ancora nel tempo. Ma proviamo, dai, è un'esperienza nuova, adesso vediamo un po' com'è la situazione. Così mi hanno parlato di questa nazionale sarda, mi è piaciuta l'idea di lavorare con i giovani come ho sempre fatto, ho detto con i giovani sì, ma con gli adulti no, grazie. E quindi niente, è un'esperienza nuova, vediamo un attimino, tanto come solito anche naturale che anche quando io lavoravo nelle squadre professioniste purtroppo qualche ragazzo con delle buone qualità lo lasci indietro e quindi speriamo magari di recuperare qualche ragazzo di questo tipo, di portarlo avanti. Con l'ambizione, proprio la motivazione è molto nobile, perché chiaramente questo è un po' il succo di questa nuova iniziativa. Sì, beh, basta, non ci sono altre cose. È chiaro che quando adesso ti spaventa un po' quando senti tutte queste cose che si sentono con dei ragazzi che gli portano in giro, che ci sono giri di soldi, e allora qui secondo me bisogna fare le cose fatte con purezza e magari se si riesce a dare la possibilità a questi ragazzi magari di provare in una squadra professionista, che magari, come abbiamo detto prima, qualcuno che è rimasto indietro, che magari non è cresciuto, che magari cresce dopo, tutte situazioni che magari si vede col passare del tempo. Ecco anche l'importanza di fare rete con queste altre realtà, no? La Corsica e poi tanto altro. Ricordiamo 7 giugno si va a giocare a Bonifacio, ma tutto parte qui da Serramanna con questo raduno con oltre 40 ragazzi per capire effettivamente poi chi può fare questo tipo di nuove esperienze. Sì, beh, è un'esperienza, giocare contro la Corsica, intanto si inizia, poi insomma non si sa mai, io spero che questa sia qualcosa che si riesca a fare entrare in qualche circuito dove magari i ragazzi si possono portare in giro per l'Europa a giocare, che potrebbe essere anche qualche soluzione di questo tipo. Quello sarebbe importante perché vedono un calcio diverso. Purtroppo noi in Sardegna siamo in un'isola e il calcio è questo, e giochi sempre con le stesse squadre. Questo potrebbe essere un viatico importante per questi ragazzi e cercare di dargli la possibilità di questi incontri, di queste partite di un certo livello. Con Vittorio Pugeddu, responsabile tecnico, cioè allenatore anche della nuova Nazionale Sarda Under 16. Allora, Vittorio, porti dentro l'esperienza dei grandi, però con una nuova sfida con i giovani per guardare anche al futuro. Ma questo sicuramente, l'abbiamo detto anche prima nella conferenza, che noi la cosa più importante è trovare dei ragazzi che hanno innanzitutto dei valori umani importanti, oltre che calcistici, perché poi quello viene in secondo piano. A noi piace formare il ragazzo sotto tutti i livelli e quello è quello che cerchiamo di fare. E quindi credo che, come ha detto prima Gianfranco, l'importante è che poi diventi una cosa fissa, un impegno fisso, anche magari giocando con delle squadre come la Corsica, e loro lo fanno questa strada dei settori giovanili che li chiamano nazionale, della prima squadra che la chiamano nazionale, lo stanno già portando avanti da parecchio tempo, e questo vogliamo anche noi, stiamo seguendo il loro esempio e vorremmo anche noi che diventi un appuntamento importante per scoprire nuovi talenti che in Sardegna abbiamo. Ne abbiamo scoperti tanti e credo che le qualità e la potenzialità dei sardi non siano inferiori a nessun'altra nazione europea. Ecco, prima durante la conferenza stampa dicevi, quando abbiamo fatto l'ultimo torneo in Corsica, no? L'estate scorsa, abbiamo ricevuto i complimenti anche dalle altre nazioni perché abbiamo puntato su una squadra molto giovane. Ecco, è da lì che è nata un po' forse anche l'idea di poter pensare a una selezione giovanile. Sì, no, l'idea dall'inizio è sempre stata quella di valorizzare i giovani che magari hanno avuto meno fortuna
durante la loro carriera o la loro gioventù e sono ancora in età di poter dare un contributo importante a livello di calcio sardo o comunque anche di esperienze continentali. Quindi noi ci auguriamo che questo avvenga adesso con gli under 16 e 17, 16 soprattutto perché 15 e 16 che sono proprio nel fiore della maturazione calcistica o comunque di quello che devono dimostrare calcisticamente per essere valutati e riconosciuti come giocatori importanti. Quindi noi credo che questo cercheremo di fare con il team, con tutto lo staff. Gianfranco responsabile di un settore giovanile, Simba, Massimo un suo allenatore, conoscono queste categorie, perciò loro hanno avuto anche il compito magari di cercare questi talenti che in tutta la Sardegna ci sono, come Gianfranco ha sempre scoperto nel passato. Con Massimo Belloni, responsabile del settore giovanile della nazionale sarda, entriamo proprio nello specifico, no? Abbiamo sentito le parole di Matteoli e di Pugedu, a te chiedo invece di raccontarci un po' come nello specifico, nel tecnico, come nasce questo raduno, come nasce anche la scelta dei giocatori e la convocazione di questi oltre 40 ragazzi che a Serramanna faranno il primo raduno. E niente, nasce come diceva prima mister Vittorio Pugedu per inserire sempre i giovani, dunque da lì poi è partita la cosa, ho detto facciamola anche soprattutto per quelli partendo dagli under 16, poi magari in seguito si potrà fare anche un'altra categoria, sempre parlando di giovani. E niente, è nata così, io allenando da tanti anni nei settori giovanili, mi è piaciuta questa proposta che mi è stata fatta, io già ho fatto il vice, sono ancora il vice di Pugedu della nazionale maggiore, e ho accolto subito volentieri questo invito e mi sono un po' mosso, insomma, per quello che conosco anch'io, e niente, abbiamo invitato tantissime società, soprattutto tenendo conto di tutti i territori, in modo da avere ragazzi che rappresentassero ogni territorio della Sardegna, comprese le isole, la Maddalena e Carloforte. Poi magari qualcuno non ha aderito per un motivo o per un altro, per competizioni dello stesso periodo. E niente, volevo poi magari aggiungere una cosa sulla Corsica, degli organizzatori della Corsica, che loro ci danno anche una mano e sono molto, diciamo, hanno uno spirito patriottico e quello ci dà ancora più un input per trasmettere ai nostri ragazzi della Sardegna di essere più attaccati alla nostra terra, almeno si cerca di dare uno spirito ancora in più a tutti i ragazzi sardi. E niente, poi in Corsica adesso faremo questa partita il 7 giugno dove ci saranno la terna arbitrale saranno dei professionisti che arbitrano nel campionato francese, e niente, dunque è una partita abbastanza impegnativa e molto seria, anche dal punto di vista professionistico, che abbiamo già noi, Gianfranco e Vittorio. Poi là in Corsica penso che ci sia anche Modesto, da quello che mi hanno detto, che abbiamo avuto già al Cagliari qua.